Buongiorno, oggi destinazione Pian del Cansiglio. Ho deciso di accettare l'invito del mio amico Mauro per andare a visitare un posto che non ho mai visto. Pian del Cansiglio confina tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto e tocca esattamente tre province che sono quella di Pordenone, Treviso e Belluno. E sono proprio curioso di vedere i paesaggi di questo altipiano nominato dal punto di vista turistico in zona spesso, e non ci sono ancora stato, una cosa vergognosa, e quindi destinazione Sacile Ovest per trovarmi con i miei amici della zona, Mauro, e dopo non so chi troverò. Spero di trovare Renato, che conoscete già benissimo, Bruno e anche gli amici del gruppo Polenta e Luganega. Questa amicizia è nata per caso su Facebook, quando io avevo preso la prima e-bike e ho cominciato a fare viaggi, a viaggiare, e dopo un po' viaggiare soli, sì, va bene, ok, ti rilassi, però sì, è bello stare con se stessi, però ho cominciato ad avere anche la necessità di condividere il momento con qualcuno, insomma. E ho conosciuto sto gruppo di ragazzacci, io li chiamo ragazzacci anche se, insomma, più ragazzi non sono, magari dentro, e sono una compagnia di persone veramente positive, trasmettono tanto, un po' per esperienze di vita, un po' perché sono suonati, proprio svalvolati di testa, e comunque al sabato non mi dispiace mai stare in loro compagnia perché ci si diverte sempre, si sparano tante monate, tante cazzate, però insomma, dopo una settimana di lavoro, momenti di questo tipo credo che tutti ne abbiano bisogno. E se poi hai anche la compagnia giusta, il gioco è fatto. Quindi niente, si prosegue, parto in macchina, destinazione Sacile, e poi mi trovo con i ragazzi. A presto, ciao! A lei, signore. Grazie del Signore. Se fosse un signore. Signori, si nasce e io lo nacqui modestamente. Caffè bevuto. Allora siamo io, Mauro e Renato, Super Renato. Adesso siamo ripartiti in macchina in una località che mi pare si chiami Crosetta, una cosa del genere. Qua è pieno di ciclisti già in giro, tutti stradisti grosso modo. Adesso andiamo a destinazione con l'auto, poi si montano le bici e si parte. Comunque il giro promette, no, bene, di più ragazzi, di più. Oggi esco con la Lombardo Sempione Race, che è una bicicletta magari meno estrema, un po' più tranquilla per farsi la passeggiata in montagna. Ammortizzazione molto comoda, molto tranquilla, quindi va benissimo per fare qualche strada di montagna, non per fare cose estreme, salti o cose di questo tipo, però il giro mi hanno assicurato che sarà molto tranquillo oggi, molto panoramico. Abbiamo bevuto il caffè a Caneva, locale carinissimo, barista strafiga. Mi sa che tra poco siamo arrivati, quindi a tra poco, ciao!
praticamente sta una frana. Ma vai, Mona! Vuoi spiegarlo tu? Spiegazione tecnica. Dice, Stazione a valle del motore alpino. non so leggere, Ma come? so Dai. solo scrivere. No, avevi fatto una spiegazione bellissima. Se vuoi leggo il cartello. Dai, leggi il cartello. Perché chi legge il cartello non mangia vitello. Chi legge il cartello non mangia vitello. Questa non l'avevo mai sentita. È una Tu l'avevi sentita, Mauro? frase storica. Che chi legge il cartello non mangia vitello. L'avevi mai sentita? Eh sì, perché che te lese non te mangia. Ah, ok, tipo, Bella. vai, allora. Allora, praticamente il valore di difetto rispetto ai calcoli cattedralici precisamente riferiti risente, oltre ai già ricordati limiti d'opera di rilievo, anche del dilavamento e il comportamento del materiale avvenuto nel corso di quasi 2 secoli, 2 secoli del sorgere dell'accumulo. Qui Amen. sotto sono prodotti alcuni disegni dell'operazione rilievo condotta dagli allievi. Ma Bene. ascolta, che cazzo ti interessa? Appunto, Ma puoi fare la versione ridotta. Praticamente l'accumulo è questo, vedi? Ok, Vedi qua l'accumulo. ok, E c'è anche la tabella dell'accumulo. ok. Che l'accumulo è... Aspetta che è l'accumulo. Ok, Devi andare lì così sotto. No, quello è l'accumulo. Aspetta che devi avere qua l'accumulo. Scusa, quello lì è l'accumulo. Addio poi. C'è che il fascumo. Non so, devo vedere dov'è l'accumulo, no? Lì no, non trovo. Ma sì, ma è quello lì l'accumulo però. E non so perché sta andando... Oh, Barabba, guarda che è questo, No, ma il motore lì sotto il motore. Qual motore? Il motore alpino. Ma vai in mono, il motore alpino, Dio caro. Dio Dai il motore. Panorami bellissimi nel bosco del Cansiglio, fantastico. I miei compagni di viaggio sempre super allenati, ma meglio di me come sempre, sebbene pensionati. Vanno su che è un piacere. Adesso proseguiamo, andiamo verso il Pizzoc, che Renato mi ha detto tappa obbligatoria. C'è tanta gente che gira in bicicletta, ci sono anche parecchi noleggi qua in giro. Poi le piste forestali si prestano, sembrano proprio fatte apposta per farsi i giri. Poi piste belle larghe, ben pulite, ben tenute, alla portata di tutti, niente di estremo. E si prosegue sul Cansiglio. Mister Renato, come procede? Ah, benissimo, grazie. Tutto alla grande. Tutto bene. Battiti del cuore molto bassi. 60. No, siamo a 130. Beh, meglio dei miei. Io ne ho 138. Porca miseria. Molto male, Sì, perché devi tirare avanti il motore lì. eh.
vuol dire pessimo stato di allenamento. Ai ai ai. Allora, Vediamo adesso, vino. no vino, Dio can. Adesso noi andiamo in sta direzione qua. E dove andiamo? Di là, Sì, ma dove si arriva? Dov'è che mi portate? per di là. A Sì. Campone. A Campone, Sì, no, Che- Campone. che sarebbe tra Clausetto e tra Pradis. Sì. Campone, dopo si sale Mm? e andiamo. Aspetta, direzione definisci. Pizzoc. Campone di Cansiglio. Di Tambre. Ah, ok. Di Tambre. Ok, e dopo si va sul Pizzoc, che è una montagna? No, Sì, ma prima No? di arrivare È una a Pizzoc, collina. Ti ancora 30 km. Pizzoc è una collina. sì, quelle basse, Ah, quindi riscendiamo giù? per andare in su. Aspetta, è una cosa che fai anche il sabato con... Ma con No, se vai in giù per tornare in su. il lavoratore autonomo. Ah. Solo pugliette. Quindi destinazione Pizzoc. Sì. Quasi a 1600 metri, peccato la foschia. Peccato che non si vede.
C'è un po' di foschia. Perché arrivi a vedere fino ai Colli Ugani. Ah, davvero? Sì, Abano, quelle zone lì. Sì, vedi intravedi quelle montagne là via, Mhm. colline, là sono i Colli Ugani. Peccato su tutta questa Per di qua foschia. è Vicenza e di là è Verona. Bello. Era venire su presto. Ma lo stesso oggi è così. Dopo un temporale. Dopo un temporale, sì. Vittorio Veneto! Vittorio Veneto, ja? Pitte, tutte nel pollaio le pitte. Visto gli asinelli, che belli. Sì, come te. Sono Grazie. tuoi cugini. Gentilissimo. Fiero di esserlo. Fiero di esserlo. Sì, Mus di lavoro, mus di monte. Mus di mondo. Mus di monte. E anche di lavoro. E anche di lavoro, sì. Potete vedere uno youtuber in azione, uno youtuber professionista in azione, Mauro Tosolini per gli amici Toso. Guarda, Cazzo vuoi? è uno youtuber in azione. Da dove vieni? Arrivi in auto. E quello è Col Visintin. Sì. Esatto. E lì è il lago di Santa Croce. Sì. Bravo. Ah, però, venendo dai monti. No, è che mi avete fatto la teoria prima, allora mi ero preparato. Qua siamo a quanti metri? 550. Quasi 1600, sì. no? Questa è la bici che mi ha accompagnato oggi, la mia mitica Lombardo Sempione Race, che si è comportata molto bene su percorsi di questo tipo. Le racce, in Furlan, racce. Raccia in friulano, sì. Si è comportata molto bene in percorsi di questo tipo, un po' tranquilli. Io, caro, l'hai adoperata sempre. Sì. Cazzo vuoi? Certo non si può saltare come la Sempione Team, Perché no? Tu sei sbon. però sì, salticchia poco, insomma, una forcella che non è che sia tanto adatta per fare numeri ed evoluzioni. Qua c'è Mauro che riparte e prosegue di là. Qua c'è Renato. Io e Renato la prendiamo con più calma perché non abbiamo tutta questa fretta. Giusto? Non so, aveva fretta di andare a casa. Che cacchio ne so. Ma sai.
Bellissimo questo punto panoramico Due maschi. dove si vede il lago. Aiutami Renato. Il lago di Santa Croce. È il lago di Santa Sì, Croce. ma non di là, è di là il lago. Sì, appunto. Là, non che le Mauro. Dove è il Mauro? Qua vedete il lago di Santa Croce. Attraverso le Ok, montagne. questo qua è il lago morto allora. Va lì, l'uscita è lì, del lago Ah, lì. ok. Quindi va fuori là. Sì. Ok. Ok. Qui vedete Col Visentin. E Dove vedi siamo i laghi stati l'altra volta. I laghi di Revine. I due Ah laghi sì, di due Revine. laghi di... Esatto, Revine e se laghi. c'è un po' di foschia, non si vedono tanto. Non importa. Guarda che bello. Esatto, 1600 metri, una bella visuale. Giro molto bello, salita veramente carina, non troppo impegnativa. A parte quando Renato è andato in fuga, è andato in fuga ma non in figa. Siete due persone veramente ricche Inaffidabili. di esperienza. Ah sì. Eh? Ciao! Grazie di cogliere. Comunque Susi, confermo, l'è sempre col telefono in mano. Sì, sì, sì. Ancora! È una roba cioè, proprio Susi! ehi Susi, va, è sempre Susi, per me l'amante. l'Alamante, potrebbe. Attenzione, Per me l'amante, la Attenzione. contessa Manina. Vergognoso. La contessa Manina. Un vergognoso che dopo dice non voleva telefono lui. Eh, Non voleva Facebook. No, Non voleva. Renato, il Tase. Non voleva WhatsApp. Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera con Sì, telefono in mano. col telefono in mano, mi no quel, no quell'altro. Una volta se aveva l'osello in mano, adesso aveva il telefono. Sì, se non ha il telefono, l'ha l'osel per fissardi, io caro in man, ma sempre Sta qualcosa. attento di non farti foto sbagliate quando pisci. Sei soddisfatto? Molto, molto. Vediamo l'autostrada. Ecco l'autostrada qua sotto. Che spettacolo. Qua. Partendo dal Nevegal c'è un giro che vai sul Col Visentin, vai giù un pezzo, dopo giri la montagna per dietro, un 34 km. Bara se non l'hai col telefono in mano e manda messaggi. E abbiamo le prove. Mandare una foto a mia moglie. Ah, Perché chiederemo conferma. Perché deve vedere dove vado. Ah, ok. No. Cioè, di non aver dubbi. Sei in 3D, tu di così Sì, sì, esatto. 3D, Sì, sì. 3D. Infatti c'è il naso che sembra entri nello schermo.
Una compagnia così non si è mai vista. Fenomeni grandissimi, Mauro e Renato, che ringrazio veramente tanto per avermi fatto fare questo giro bellissimo. Qui veramente la temperatura si fa sentire che è freschetta, però il panorama è veramente bellissimo. Anche i sentieri e le forestali sono ben tenute, sono alla portata di tutti. Veramente ci si può inventare un business del turismo sulla EMTB che non può non funzionare. Guardate che bello panorama, veramente bello. Uno spettacolo, ragazzi. Ecco che arriva Renato, mitico. Adesso ci facciamo sta salitona super e poi ormai si riscende a valle, il giro è completo. Bello, veramente bello, mi sono divertito tanto. Peccato un po' di foschia, però comunque la giornata, per essere mese di settembre, è ancora calda. Siamo praticamente 1500 metri, adesso siamo quasi 1600 in effetti. Comunque molto bello, il giro prosegue, anche se è sul finire.